Buonasera a tutti. Buonasera. Chi è che ha portato la parola di Dio questa sera? Alzi la Bibbia. Ok, la Bibbia però. Va bene. Se tu puoi, per favore, aprire la tua Bibbia o accendere la tua Bibbia nella lettera di Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 6, e voglio leggerti un pezzettino che riguarda l'argomento che predicheremo stasera, che si tratta di una battaglia spirituale, no? Tutti i cristiani purtroppo sono chiamati a una battaglia spirituale, però la cosa che noi dobbiamo fare, la prima cosa saggia che noi dobbiamo fare, è quella di individuare il nemico, chi è il nostro nemico. E dice così Efesini 6, al versetto 10: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ossia, ogni giorno noi abbiamo a che fare con un nemico che cerca di distruggere la nostra anima, okay? Solo per il fatto che noi siamo vicini a Dio, solo per il fatto che noi crediamo che Dio sia il nostro Signore. Ma la cosa che è interessante che dice questo testo è che noi dobbiamo individuare questo nemico. Il nostro nemico non è un'altra persona. Quando noi litighiamo in famiglia, l'altra persona che litiga con te non è il tuo nemico. C'è uno spirito malvagio dietro quella situazione. Ma io devo individuarlo e soprattutto combattere la giusta battaglia. Ok? È questo che ci insegna il Signore nella parola di Dio. Perciò io ti invito già ad alzarti e preghiamo insieme che il Signore ci parli in questo culto, ma prima voglio darti un annuncio, se possibile. Allora, il culto sta per cominciare, ok? Io sono convinto che il Signore è qua in mezzo a noi, in spirito. Lui sta già facendo alcune cose con la nostra vita, con la nostra anima, perciò se devi andare in bagno, se devi fare delle cose prima che il culto cominci, per favore fallo adesso oppure taci per sempre. Ossia, vai perché dopo il Signore vuole la tua completa attenzione. L'altra cosa che mi raccomando, non andate in postazioni di lavoro là dietro perché là ci sono già degli addetti, loro stanno facendo il loro lavoro per noi, non c'è bisogno di andare là a controllare, a fare niente, perciò se devi fare qualcosa fallo adesso, ok? Perché dopo il Signore vuole la tua completa attenzione. Per favore, culto è culto. Io dico sempre a casa mia, culto della domenica comincia al sabato, culto del sabato comincia al venerdì, ossia io mi devo preparare a incontrare il Signore, ok? Preghiamo che il Signore ci parli questa sera. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché Signore siamo qua un'altra volta nella tua presenza e grazie Signore perché tu hai tanta pazienza con noi. Signore, ti chiedo che i nostri occhi spirituali e le nostre orecchie spirituali, Signore, siano pronte per sentire e per vedere la tua opera questa sera. Padre, ti chiedo che ognuno di noi possa uscire da questa sala di culto trasformato da quello che tu ci dirai. Io, Signore, voglio mettermi a tua disposizione, libero, Signore, da ogni preoccupazione, libero da ogni pregiudizio, da ogni idea preconcetta, Signore, perché veramente quando veniamo alla tua presenza sei tu, Signore, che devi parlare, sei tu, Signore, che hai sempre ragione. Perciò rimettiamo nelle tue mani, Signore, la nostra vita, la nostra anima e ti chiediamo, Signore,
di fare dei cambiamenti. Io ti chiedo per questi ragazzi, Signore, che siano disponibili ad ascoltare la tua voce. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ti chiedo di fare una cosa molto carina alla persona vicino a te. Puoi dare un abbraccio, una stretta di mano, un saluto. Il popolo di Dio è un popolo che benedice, ok? Alleluia, lodiamo il Signore insieme con gioia. Chi vince il buio, cantiamo. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. E scuote tutto, il mondo intero, il ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. cantiamo. Chi spazza via la confusione, Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, in cui del mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. cantiamo. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Alleluia, possiamo dichiarare che il Signore è degno. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, Battiamo le mani. degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, Hai preso, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Gesù. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Facciamo un applauso a Gesù. Amen. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Siete pronti per cantare adesso e innalzare un alleluia? Sì o no? Amen? Amen. Per favore, Cantiamo.
Alleluia. Gloria al Signore, gloria a Dio, gloria al Signore perché possiamo lodarti, cantare, adorare il tuo nome. Grazie Signore, grazie Gesù per il tuo grande amore, per la tua misericordia Signore, grazie. In alto un alleluia davanti ai miei nemici. Cantiamo insieme Chiesa. In alto un alleluia sopra l'incredulità. In alto un alleluia mi armo di una melodia. In alto un alleluia il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. In alto un alleluia con tutto quello che è in me. In alto un alleluia il male fuggirà da me. In alto un alleluia davanti ai misteri. In alto un alleluia la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Cantalo più forte, 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 cantalo più forte davanti ai miei nemici. Cantalo più forte sopra l'incredulità. Cantalo più forte, mi armo di una melodia. Cantalo più forte, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. In alto un alleluia, 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 in alto un alleluia. Alleluia Signore, in alto un alleluia, in alto un alleluia. Alleluia Signore, grazie Signore, gloria a te. Amen. Questo brano che faremo adesso abbiamo appena imparato, penso che abbiamo cantato 2 volte massimo, però è un brano bellissimo e anche il testo che dice: né ricchezza né onor, niente ha un valore che può separarmi da te, niente può separarmi dal Signore, c'è soltanto il tuo amore che riempie il mio cuore. L'unica cosa che
deve riempire il mio cuore, la mia vita, l'amore, la grazia e la presenza del Signore. Dopo dici: Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Amen. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. E dopo cantiamo il ritornello dicendo: quello che sono, io arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amore. È l'amore del Signore, la grazia del Signore che noi abbiamo bisogno. Trovare questo amore, questo abbraccio del Signore nella tua presenza. Amen, nella sua presenza. Cantiamo questo brano. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Grazie Signore per la tua presenza. Grazie Signore. Alleluia Gesù. Lodato sia il tuo nome, Signore. Niente ricchezza né onor, niente ha un valor che può separarmi da te. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore di te. Gesù. presenza. Alleluia. Cantiamo Chiesa. Gesù. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Cantiamo di nuovo.
Gesù, Gesù. Gesù, Parla col Signore. una tua grazia che Alleluia. Padre, 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 ora e per sempre il tuo volto. Alleluia, Signore. Alleluia. Quello che sono, arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà. Io trovo più di ciò che cercai. Nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Quello che sono, arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà. Oh, io trovo più di ciò che cercai. Nel tuo eterno Amor, nel tuo eterno amor. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Ti ringraziamo anche Signore perché nel momento di difficoltà, di tribolazioni, tu sei Signore il nostro scudo, la nostra forza, il nostro soccorso presente. Grazie Signore perché il mio soccorso, il nostro soccorso viene da te. Alleluia Signore, grazie Dio. Ecco perché io ti benedirò per sempre. Alleluia. Alleluia Signore. Amen. Alleluia. Questo brano sapete già cantare e dovete anche approfittare questo momento per dire al Signore. C'è anche un salmo che dice: tu sei il mio scudo, la mia forza. Salmo 3, che è bello, bello. E questo brano che faremo adesso dice proprio così: io ti benedirò, Signore. Benedire e dire cose buone, dire quello che il Signore sta facendo di buono. Cantiamo dicendo: io ti benedirò, Signore, io in te confiderò per sempre. Amen. io ti benedirò, Signore. Io in te confiderò per sempre. mi liberò. Da tutti i miei. Fai di questa canzone la tua preghiera. Parla con Dio. Su una roccia, Su una roccia lui pose i miei piedi. non mi abbatterò. Alleluia. Non mi abbatterò e dal Signor dirò: mio scudo sei, la mia via, la mia parte e liberator, mio rifugio, dove forte, il mio soccorso viene da te, Signore. Non c'è un altro che io ame. Cantiamo. Non c'è un altro che io ami. Tu sei tutto ciò che voglio, Dio. Tu sei tutto ciò che voglio. Io mi rallegrerò in te. Io mi rallegrerò
Signore, perché possiamo cantare e anche dichiarare che il nostro soccorso, quello che abbiamo bisogno, viene da Te. Signore, grazie perché Tu sei il nostro rifugio, la nostra sicurezza, torre forte, nostro scudo. Tu sei amore, pace, grazia. Oh Dio, Ti ringraziamo, Signore. Adesso consegniamo a Te la nostra lode, la nostra adorazione e confidiamo nel Signore. Confidiamo in Te, Signore. Sappiamo che la nostra vita non è facile e ogni tanto ci sono tanti problemi che vengono, però noi confidiamo nel Signore, confidiamo in Te. Insegnaci, Signore, a confidare, imparare tramite la Tua parola, che Tu sei la cosa più importante della nostra vita. Signore, grazie, grazie. Insegnaci, Signore, anche a non preoccupare il nostro cuore, la nostra mente. Insegna, Signore, a ognuno di noi a capire che è il Signore che guida, il Signore che c'è il controllo di tutto. Adesso, Signore, nel momento che ascolteremo la Tua parola, il Signore possa lavorare dentro di noi, Signore. Dio, nel nome di Gesù, noi apriamo adesso il nostro cuore per sentire quello che il Signore ha preparato, che possiamo, Signore, lasciare la Tua parola, il Tuo Spirito Santo riempire la nostra vita e lavorare, Signore. Fa una grande opera nella nostra vita stasera. Io Ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie al Signore. Potete accomodarvi. Amen. Ok, stasera parleremo di un personaggio, già da un po' di tempo che stiamo parlando di alcuni personaggi biblici importanti, e stasera parleremo di un re in particolare che si chiama Ezechia, no? E vedremo dal testo biblico che lui è stato considerato il migliore re che c'era in Israele in tutta la storia di Israele, anche superiore a Davide, seppur Davide aveva il cuore secondo il cuore di Dio, no? Allora, interessante che lui aveva un padre, che un re anche lui, che era un idolatra proprio radicale, e un figlio che addirittura poi ha avuto un figlio che è diventato peggio del nonno. Perciò da questo cosa possiamo capire? Non dipende da chi ci insegna, non dipende da chi vediamo, ma dipende esclusivamente da quello che noi abbiamo, il nostro rapporto personale con il Signore. Okay? Quindi è una decisione che noi dobbiamo prendere personalmente, non importa l'ambiente che noi viviamo, non importa chi ci sta insegnando, ma importa che il nostro Dio è Dio e da Lui noi dobbiamo imparare. Guarda che cosa dice la parola a riguardo di Ezechia. Ezechia soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo di Astarte, fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Lo chiamò Neustan, che vuol dire pezzo di rame. Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese, si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Quindi un re che ha preso il comando del popolo di Israele, che ha fatto almeno 3 cose importantissime. Primo, ha rotto con il passato idolatra di suo padre. Seconda cosa, si è tenuto unito per tutta la vita al Signore. E terza cosa, si è ribellato al giogo, ossia alla schiavitù dei re che lo stavano opprimendo. Quindi 3 cose importantissime, ossia lui ha fatto una pulizia spirituale nel suo cuore, nel cuore del suo popolo, è diventato, secondo questo testo biblico, il migliore re di Israele di tutta la storia di Israele, di questo popolo. Ma ovviamente, cari miei, come nella nostra vita, quando noi cominciamo
a fare pulizia spirituale nella nostra esistenza, quando noi cominciamo a prendere delle decisioni per la causa di Cristo, quando noi pensiamo e crediamo che il Signore è il vero Dio della nostra vita, allora lì cominciano a esserci dei seri problemi. Perché? Perché quando io mi consacro al Signore, ascolta bene quello che ti dico adesso, io divento pericoloso nell'opera missionaria, nell'opera di espansione del regno del Signore. Il nemico mi guarda e dice: quella donna lì o quell'uomo lì è pericoloso, io devo e soprattutto ho bisogno di distruggere, perché altrimenti il mio regno spirituale termina. E così fa il nemico quando una persona prende delle decisioni serie a riguardo dell'opera di Dio. La parola di Dio, Giovanni 10,10, dice così: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza, ossia Cristo è venuto perché la tua vita sia una vita abbondante, ma al nemico non piace, perciò lui verrà per fare che cosa? Per rubare. Rubare che cosa? Rubare la tua pace. Che cosa viene a fare? Ammazzare. Ammazzare che cosa? La tua speranza o la tua gioia. Terza cosa, per distruggere la tua comunione con Dio. Questo è quello che viene a fare il nemico. E il re Ezechia ha subito proprio un attacco diabolico. Allora io non so che decisioni tu prenderai questa sera terminato di ascoltare la parola di Dio, però ti posso assicurare una cosa: se tu sarai serio o sarai seria con Dio e dirai: Signore, io voglio approfondire il mio rapporto personale con te, io voglio metterti al primo posto nella mia vita, io voglio che tu sia veramente la mia guida spirituale, voglio fare pulizia di tutto quello che non c'entra con il regno di Dio, allora Dio permetterà un problema sicuramente nella tua vita, ma non fermarti qua, perché c'è l'inizio, ossia c'è il prologo, ma c'è anche l'epilogo, e vedremo che l'epilogo per una persona che si consacra a Dio è sempre una vittoria. Dice così il testo della parola di Dio che si trova in Seconda Re. Il re d'Assiria, da Lachis, mandò a Ezechia, e questo è l'emissario del nemico, a Gerusalemme il generale in capo, il capo delle guardie e il gran coppiere con un grande esercito. Dove sono gli dei di Camat, disse questo servo, e di Arpad? Dove sono gli dei di Sepharvaim, di Ena e di Iva? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano? Fra tutti gli dei di questi paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano? Allora sta attento che cosa succedeva qua. Ezechia aveva fatto tutta questa opera meravigliosa di liberare il popolo di Israele dall'idolatria. Allora che cosa Dio permette? Una invasione della città di Giuda, l'esercito della Siria circonda la città, comincia a minacciare il popolo di Israele, comincia a minacciare Ezechia e digli: ascolta, tu chi stai confidando perché Dio liberi questa città, ricordati che io ho vinto gli dei di Samaria, gli dei di Tiro, gli dei di Sidone, gli dei di tutti i popoli che abitano nella Palestina. Tu vuoi che il tuo Dio sia più grande di tutti gli altri dei? Allora stai attento a una cosa: quando il nemico viene per far qualcosa nella tua vita, lui verrà mettendoti in difficoltà e mettendo in dubbio la grandezza e la potenza del Signore che tu credi. Stai capendo quello che ti dico? Guarda che è fondamentale. Il lavoro che il nemico fa è qua nella nostra mente. Il Signore dice: cammina sulle acque, e c'è una voce che ti dice dentro: non ce la puoi fare. Testimonia ai tuoi compagni di classe che c'è un Dio che salva. Guarda che gli altri ti giudicheranno, non farlo. Vai avanti nell'opera cristiana, servi il Signore. Non hai tempo, lascia perdere, perché veramente non c'è modo di servire il Signore. È questo che Lui fa nella nostra mente ogni giorno. Sta attento. Ho vinto tutte le battaglie, dice il nemico. Dio non ti tirerà fuori da questo problema, sono più potente del tuo Dio. Hai mai sentito queste vocine nella tua mente? Hai mai sentito queste voci nella tua mente?
È così che fa il nemico con la nostra vita. È così che lui ci dice le bugie. Sai che Satana, dice la parola di Dio, è un bugiardo. E sai che lingua parla Satana? Siccome è un bugiardo, parla il bugiardese. Ossia, lui sempre ti dirà delle bugie a riguardo a Dio, sempre ti dirà delle bugie riguardo alla tua persona, sminuirà il tuo essere, sminuirà le tue capacità, sminuirà i tuoi doni, sminuirà tutto quello che tu sei, perché tu sei pericoloso per il regno di Satana nel mondo spirituale. È così che dice la parola di Dio. E il nemico va da chi è pericoloso. Quelli che sono suoi non sono pericolosi per lui, ma tu sei pericoloso. E se tu hai combattuto nel mondo spirituale in questo modo, è perché tu sei pericoloso per Satana, perché tu sei pericoloso, perché puoi attraverso la tua vita testimoniare la gloria di Dio e conquistare anime per il suo regno. Guarda la seconda cosa che lui fa, dice a tutto il popolo: non vi inganni Ezechia, ossia se prima questo servo ha sminuito la grandezza di Dio, adesso lui cercava di separare il re dal suo popolo, ok? Stava parlando male dell'autorità che Dio aveva stabilito sopra il popolo di Israele. E dice così: non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nel Signore, dicendo: il Signore ci libererà da certo da questa città, non sarà data nelle mani della Siria. Ossia, l'altra cosa che il diavolo farà con te quando tu decidi di fare delle cose di Dio è isolarti dal resto della comunità, fare terreno bruciato attorno a te e cercare di mettere nella bocca di qualcuno qualche parola che ti screditi agli occhi di qualcuno. Ti è mai capitato che qualcuno parli male di te? Di chi è quell'opera? Di chi è quell'opera? È un'opera del nemico, è un'opera del diavolo. E specialmente, ascolta bene quello che ti sto dicendo adesso, perché noi vecchietti, ossia io penso di essere il più vecchio qua stasera, no? Il nostro ministero, la nostra corsa è in fase di arrivo, forse mi restano una quindicina, ventina d'anni, non lo so, una roba del genere. E chi prenderà in mano le redini della Chiesa? Indovina chi è? Siete? Voi. Voi che prenderete in mano il ministero della lode, anche Ruben sta diventando un dinosauro qua. Voi che prenderete in mano il pulpito e comincerete a predicare la parola di Dio, che Dio chiami dei pastori, che Dio chiami dei predicatori, che Dio chiami dei missionari, che Dio chiami degli insegnanti di scuola domenicale, che Dio chiami delle persone nel ministero. Ma ti posso assicurare una cosa, che un giorno, quando tu sarai responsabile di un ministero, predicando la parola di Dio in qualsiasi modo Dio te la dia da predicare, tu sarai attaccato dal nemico e il nemico cercherà di isolarti da quelli che lavorano con te, perché lui vuole fare terreno bruciato attorno a te, che tu ti senta solo. Ma ricordati che nella più profonda solitudine Dio è con te. Dio non ti lascia mai. È questo che lui cercherà di fare nella tua mente. Tu sei solo, Dio ti ha abbandonato. Non credere al bugiardese del bugiardo. Seconda cosa, quando Satana poi non riesce a fare nulla nella tua vita, tu non riesci a convincerti che tu sei una persona da nulla, non riesci a convincerti che Dio è piccolo come lui dice, allora cerca di fare un affare con te, perché lui è fantastico. Se non può entrare dalla porta, lui cerca di entrare dalla... Gente... Buonasera, caffè napoletano di quello bello e strong, ok? Mi raccomando, svegli, Quando lui non entra dalla porta, cerca di entrare dalla finestra. Guarda che cosa propone lui al popolo di Israele. Non date retta a Ezechia, ancora una volta, perché così dice il re d'Assiria: fate la pace con me. Arrendetevi a me e ognuno di voi mangerà il frutto della sua vita e del suo fico e berrà l'acqua della sua cisterna, finché io venga e vi conduca in un paese simile al vostro.
paese ricco di grano e di vino, paese di pane, di vigne, di ulivi e di miele, e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto a Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo il Signore ci libererà. Ascoltate carissimi, facciamo un affare, ok? Visto che voi credete che il vostro Dio è grande e credete che il vostro re è un re responsabile e grande e non volete cedere, facciamo un patto, facciamo un affare, ok? Tu fai quello che ti dico io, arrenditi a me, ok? Fai quello che ti dico, che veramente tu mangerai il frutto di una città buonissima, perché poi sai, se io ti porto in Assiria, la Siria è simile a Israele, ossia quando il Satana ci propone il peccato, ti dice, ma perché Dio ti deve limitare? Ma lascia perdere Dio, non vale la pena. Se tu fai quello che io ti dico, ti darò delle cose molto simili. Quindi non preoccuparti, fa il tuo peccatino e tu sarai felicino. E Dio dice, non sarai felicino, perché se tu fai un patto con Satana e andrai a compromessi con Satana, ti darà catene, tribolazione, sangue, perché questo è quello che promette Satana, qualcosa che lui non può mantenere. Sai chi è che può mantenere le promesse? È Dio. E ricordati, Satana parla il bugiardese, lui parla una lingua che non ha niente a che fare con la verità e lui non dirà mai la verità, dirà una parte della verità per convincerti a fare un passo in più. Che cosa Dio ha detto nel giardino dell'Eden ad Adamo ed Eva? Ha detto, no, dai, ma Dio è esagerato. Questo frutto, se tu lo mangi, tu diventerai come lui. Non lasciare che Dio ti limiti. È interessante che hanno fatto, ascoltatemi bene, questo è un esperimento sociale molto interessante. Negli Stati Uniti hanno fatto un esperimento in un asilo di bambini, hanno tolto la recinzione che circondava il giardino, no? Ed è interessante che i bambini, quando hanno visto che non c'era più questa barriera, hanno cominciato a giocare tutti nel centro di questo giardino, che era il giardino dell'asilo. Sapete perché? Perché nella mente del bambino quella recinzione rappresentava la protezione che l'asilo forniva riguardo alle persone che entravano e che uscivano. C'era solo una porta, ma c'era un custode e da lì entravano solo le persone selezionate. Ma quando hanno percepito che poteva entrare chiunque, si sono uniti come i pinguini là nell'Antartide e hanno detto no, ci dobbiamo proteggere gli uni con gli altri. Quando Dio dà un limite è perché Lui vuole proteggerci. Quando Dio ci dice non andare oltre quel limite è perché Lui vuole il nostro bene. Quando Satana cerca di togliere i limiti è perché lui vuole farci cadere in una trappola. È così che fa Satana ed è per questo che Satana ha detto venite, arrendetevi, prendete la mia mano, io vi condurrò in un paese meraviglioso, andiamo tutti in discoteca, che cosa c'è di male? Andiamo a bere 2 drink, che cosa c'è di male? Ok, facciamo sesso prima del matrimonio, che cosa c'è di male? Dio ha creato il corpo. Carissimi, un giorno nel mio ufficio pastorale è entrata una persona e ha detto così, lui aveva un figlio legittimo fuori dal matrimonio e sapete che cosa mi ha detto? Ha detto, pastore, ma cosa vuoi che sia? Siamo 2 corpi, ci siamo incontrati, significa che Dio ha voluto. Io ho detto misericordia divina. Quest'uomo aveva un figlio illegittimo e lui riteneva che questo fosse la volontà di Dio, perché tanto questi 2 corpi erano 2 corpi. Okay? E si poteva fare quello che si voleva. Cari miei, attenti a non superare il limite, perché Dio vuole il tuo bene, ma Satana quando toglie i limiti di velocità è perché la macchina andrà molto forte. Tu prova a immaginare ad andare con una macchina in discesa a 100 all'ora, a quel punto Satana ti toglie i freni e tu che cosa farai? O vai in un burone o vai contro una pianta. Questo è quello che succederà, perché senza freni la vita non può essere vissuta. I freni sono per la tua sicurezza, i limiti sono per la tua sicurezza e se tu farai un patto col nemico, allora la tua vita sarà molto in pericolo. Ezechia non è caduto in questa trappola. Guarda che cosa lui ha fatto. Punto 3.
Possiamo cambiare? Eccolo qua. Allora sta attento, è arrivata questa lettera da parte del nemico. Ezechia ha preso questa lettera, è andato davanti a Dio e ha fatto questo. Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse, poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Guarda che gesto che lui ha fatto, sta attento. Ha preso questo rotolo perché nell'antichità ovviamente non era una lettera ripiegata, ma era un rotolo, no? Lui ha preso questo rotolo, è andato nel Tempio di Dio, ha aperto questa lettera, l'ha spiegata davanti a Dio e ha detto: Signore, leggi tu stesso che cosa il nemico mi ha inviato, ok? Guarda tu stesso che cosa mi ha inviato. Lui non si è strappato i capelli, non si è disperato, non ha fatto un patto, non ha avuto paura, è semplicemente andato davanti a Dio e ha detto: Signore, questo è il messaggio di Satana, adesso qual è il tuo messaggio? Che bella attitudine. Ha detto: Signore, io ritengo il tuo messaggio più importante di questo, anche se questo mi fa paura, io voglio sapere la tua opinione. E così il Signore gli ha poi risposto, adesso vedremo. E la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò davanti al Signore dicendo: Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda, ascolta le parole di Sennacherib che ha mandato a insultare il Dio vivente. E il Signore risponde così, direttamente all'invasore, dice: poiché ti sei infuriato contro di me e perché nella tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso, il mio morso in bocca e ti farò tornare per la via da cui sei venuto. È così che risponde Dio. Ah sì? Tu vieni a minacciare il mio popolo, tu vieni a minacciare il mio re, tu vieni a minacciare le scelte che questa gente ha fatto per me in favore mio, allora tu tornerai per la via del tuo popolo. Sta attento, ma non è finita qua, perché questo finale secondo me è esilarante, ossia quando io l'ho letto ho detto: Signore, tu sei anche ironico come fai le cose, no? Perché Ezechia non ha mosso un dito e Dio ha vinto la guerra per lui. Guarda come finisce. Ezechia, se lo trovo, ok, quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri. Chi è che ha combattuto la battaglia di Ezechia? Chi? Dio. Ezechia non ha mosso un dito, perché ha detto: Signore, la tua opinione è più importante di quella di Sennacherib, l'invasore. Ed è interessante che a volte Dio risponde con dei fatti più che con delle parole, e questi fatti testificano che Dio era più grande di qualsiasi avversario. E quando la gente si alzò la mattina, o si erano andati tutti a dormire con calma, tranquilli, alla mattina erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, attento qua, re da Siria, tolse l'accampamento, partì e se ne tornò a Ninive, dove rimase. Mentre gli stava adorando nella casa del suo dio, Nisroch, i suoi figli Adramelech e Sarezer lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Suo figlio Esaradon gli succedette nel regno, suo figlio Esaradon gli succedette nel regno. Questo re che aveva minacciato con un grande esercito il re di Israele e il popolo di Israele, è tornato in patria, è stato ucciso dai suoi stessi figli, è morto e suo figlio ha preso il suo posto sul trono. Allora, questo Dio che noi crediamo è più grande di qualsiasi esercito, sì o no? È più grande delle minacce che lui fa a te ogni giorno, sì o no? Lui farà delle cose che ti faranno rendere conto che le parole valgono meno dei fatti, perché Satana verrà tutti i giorni a cercare di mettere poca fiducia tua nel tuo Dio, poca fiducia in te stessa, poca fiducia nelle persone che sono attorno a te, ma il Signore dice continuamente, ancora oggi, come a re Ezechia: ci penso io,
vieni da me, apri il tuo cuore, parlami di quello che Satana ti ha detto, perché io mi prenderò cura della tua vita, io combatterò per te. L'unica cosa, cari miei, l'unica cosa, e con questo chiudo, che è importante per me e per te, è che noi come Ezechia dobbiamo avere una vita integra, in comunione con Dio. Quando noi abbiamo una vita integra, il nostro cuore è pulito, Dio fluisce attraverso di noi, si prende cura delle nostre battaglie, vince le battaglie per noi e noi ce ne staremo tranquilli guardando l'opera del Signore potente in noi e attraverso di noi. Amen? Allora, cosa sceglierai questa sera? Di ascoltare la voce del nemico che tutti i giorni cercherà di distruggere la tua mente, la tua vita, le tue relazioni. La sua opera è nella tua direzione, nella tua anima, ma noi abbiamo l'amico della nostra anima, che è Cristo. Questo Cristo che ha vinto sulla morte, ha vinto su tutti i nemici di questo mondo e soprattutto vincerà sul nemico della tua anima. Ma tu devi affidarti a Lui, tu devi mettere il tuo cuore in Lui. Questa è l'unica soluzione che noi abbiamo. Ti ricordi cosa abbiamo letto all'inizio? Il nostro combattimento non è contro carne, non è contro sangue, ma contro principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, dice la parola di Dio. Fuori da Cristo ci sono tenebre. Non farti ingannare, non fare che la tua mente si arrenda alle bugie di Satana, non fare che lui ti racconti che il tuo Dio è un Dio perdente, perché il nostro Dio non è un Dio perdente, è un Dio che vince su tutte le situazioni, ma noi dobbiamo mettere la nostra fiducia totalmente in Lui, come Ezechia ha fatto. Io vorrei pregare insieme a te in questo momento, ok? E vorrei pregare che la tua mente sia protetta, che la tua vita sia protetta, che il Signore attraverso la fede tu possa vederlo per quanto grande Lui è. Ogni giorno il mondo ci bombarda con l'idea che noi siamo solo dei numeri, siamo solo una pedina in mano a qualcuno che la muove. Tu sai che l'intelligenza artificiale che sta gestendo tutti i multimedia ragiona per algoritmi e gli algoritmi stanno dicendo non cosa tu vuoi, ma stanno dicendo cosa tu servi. Al mondo tu servi per essere sfruttato e per fare questo lui ti sta dicendo: tu sei un consumatore, tu sei nulla, hai bisogno di qualcosa in più per essere qualcuno. Il tuo Dio ragiona al contrario, dice: tu non hai bisogno di niente, perché io posso darti tutto quello che ti serve, perché sono il tuo Dio e io so che cosa ti serve, perché il cuore umano l'ha creato Lui. E io vorrei pregare questa sera perché tu possa trovare la tua piena soddisfazione nel Signore. Ma porta quella lettera che Satana ogni giorno scrive nella tua mente, che ti sminuisce, che ti fa sentire poco importante, e parla con Dio in questo momento. E di al Signore: Signore, così io mi sento ogni giorno. Ma c'è una canzone che cantiamo sempre qua, che dice: quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Scegli di credere a Dio, alla sua opinione di te,
e non permettere alla tua mente di essere preda di bugie. Nostro Dio, nostro Padre, io ti chiedo in questo momento che le nostre menti, Signore, la mia compresa insieme a questi ragazzi, sia protetta dalle bugie del nemico. E quando arriveranno, Signore, quelle bugie che dicono che noi siamo una nullità, che non abbiamo nessuna autorità, che cadremo, che perderemo, che saremo dei falliti, Signore, nel nome di Cristo Gesù, metti nel nostro cuore una parola di vittoria, come hai messo stasera. Il nostro Dio parli con dei fatti, e che domani, Signore, sia una giornata diversa per noi, sia una giornata piena del tuo Spirito, sia una giornata in cui ci convinciamo che Cristo è tutta la ricchezza di cui abbiamo bisogno. Ti prego, Signore, nel nome di Cristo Gesù, che questo possa succedere questa sera. Aiutaci a spezzare le catene del male, le catene delle bugie, e lasciaci, Signore, camminare vicino a te. Tu senti che questo messaggio che è stato dato stasera era per te? Io voglio chiederti, se tu stai dicendo: pastore, ho sentito la voce di Dio, ho sentito che questa parola era per me, io ti invito ad alzarti in piedi, perché voglio pregare più specificamente per te. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica lì davanti, Dio ti benedica, amen, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Io voglio pregare per voi, ragazzi, perché il Signore vuole darvi la vittoria. Nostro Dio, nostro Padre, è qui, Signore, che noi prendiamo le nostre decisioni, e queste decisioni ci porteranno in un'avventura, Signore, che non terminerà mai fino alla fine della nostra vita, ma un'avventura, Signore, vittoriosa. Come Indiana Jones ha vinto in tutti i film, vogliamo essere gli Indiana Jones dello Spirito. Vogliamo vincere, Signore, la nostra battaglia, credendo alle parole del nostro Dio. Grazie, Signore, perché la tua verità nessuno la può cambiare. E ti ringrazio per questi preziosi ragazzi e ragazze che hanno dato un passo verso di te. Benedicili, Signore, e farli vincere da oggi in poi, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Dio vi benedica. Date un abbraccio alla persona che si è alzata lì vicino a voi. Dai. Amém. Glória a Dio, glória al Signore. Alleluia. Mentre cantiamo questo brano, io vi invito adesso a continuare a lodare il Signore, adorare a Dio. Potete venire a consegnare le vostre decime e offerte, ok? È un momento anche di culto. Alziamoci in piedi adesso per lodare a Gesù. Il pastore ha fatto un spoiler del brano che faremo adesso. Cantiamo quello che Dio dice di me, amen? Cantando dopo di aver ascoltato quello che abbiamo appena imparato della parola del Signore. Cantiamo: sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, amen? Mentre cantiamo, venite per favore e possiamo lodare il Signore insieme. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga? Ero perso e mi salvo il suo amore, il suo amore. Lui libera, libero sarà, sono figlio suo, sia così. Libertà, ora ho perché mi riscatta.
Bello, cantate. Si è così nella casa, nella si è così. Signore, ti ringrazio per questa sera, Padre. Oltre a quello che è stato offerto in denaro, voglio ringraziarti soprattutto per chi ha offerto la tua vita a te questa sera, Signore. Ti prego che chi ha fatto questo passo di riconoscere di avere catene da spezzare, Signore, che tu possa spezzare queste catene, che tu possa toglierli da dove sono, Signore, e metterli completamente nella tua gloria, Signore, davanti a te. Che possiate avere davvero questo discorso, questa conversazione con il Signore, e che possiate aprire i vostri cuori, che possiate leggere la lettera che il diavolo vi racconta ogni giorno e che possiate ascoltare la voce di Dio che vi dice che tutto quello che vi viene detto è falso. Ascoltate la voce del Signore, aprite le vostre orecchie, aprite i vostri cuori. Sarà un momento intenso insieme al Signore. Io chiedo a Dio che sia un momento intenso, Padre. Davvero che tu possa parlare forte ai loro cuori, Signore. Che tu possa stare con loro, che tu possa continuare a ripetere a loro che non sono soli, che ci sei tu, Signore. Ci sono soprattutto altre persone che tu mandi a voler bene ad ognuno di loro, Padre. Ti ringrazio per il tuo amore, Signore. Ti ringrazio perché provvedi sempre, in ogni momento, ad ogni nostra necessità, Signore, anche quando non lo vediamo, anche quando non lo sappiamo. Ma ti ringrazio perché tu lavori mentre noi siamo fermi, tu lavori come hai fatto con Ezechia, Padre. Tu lavori, tu combatti le nostre battaglie, Signore. Ti ringrazio per questo. È vero, è verità. Ogni cosa che abbiamo ascoltato questa sera è puramente la tua verità, Signore, la tua parola. E ti chiedo che possiamo davvero tenerla al sicuro nei nostri cuori, al sicuro nelle nostre vite, Padre. Ti chiedo, Signore, di benedire ogni ragazzo, ogni ragazza questa sera che ha deciso di fare un passo verso di te, Signore, che loro possano davvero aggrapparsi a te e continuare a vivere questo percorso di vita insieme a te, Signore, che possano continuare a santificarsi, Padre. È bellissimo vedere tutto ciò, Signore. Ti ringrazio, Padre, nuovamente per tutto quello che fai. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Già, siamo proprio qua. Sono sempre io, il vostro annunciatore. Credo, forse. No, dalla regia non apprezzano la mia voce. Va bene, ok, momento di annunci, momento di conclusione. Allora, cominciamo dal fatto che oggi è finito il Pro Players Camp, molto bello, molto divertente, ci sono state tante emozioni, c'è chi ha pianto, c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso, le persone che oggi non ci sono, come probabilmente potete vedere, saranno a casa, stanche, morte. Oggi mancano in particolar modo alcuni dei monitori di quel campeggio che non hanno smesso di raccontare su quanto sia stato emozionante, su quanto, oh mio Dio, non vedo l'ora, prossimo anno, Poi sono tornati a casa e sono svenuti sul letto. Ma tranquilli, perché succederà qualcosa di simile, forse? Dal pubblico mi arriva un speriamo, non lo so, che Dio possa ascoltare le tue preghiere. Non lo so, sono un po' indeciso. Comunque, allora, questa domenica inizia il nostro... Cos'è? Ho detto questa domenica? Era per vedere se eravate attenti. Prossima domenica inizia il nostro strabilioso, emozionante, incredibile Winners Camp.
Ok, no, non vi riprendo perché avremo ancora un altro sabato e perciò quel sabato potremo far casino. Questo sabato, ok, ve la prendete comoda. Allora, per chi già non l'avesse fatto, c'è un magico link che invio più o meno nel gruppo, nel canalone, ogni singolo giorno quasi. E che dire, manca una settimana, sapete già tutti i dettagli, vero? 150 l'iscrizione, 50 la caparra, per fratelli, sorelle è 130. Quando arriverà il giorno del campeggio, inizia il campeggio, queste cose le saprò a memoria. Finisce il sabato, domenica partiremo da qui, dobbiamo metterci d'accordo con macchine e quant'altro, dopo pranzo, ok? Per salire su a Belluno, a Santa Giustina, stesso posto della scorsa volta. Chi non ha ancora pagato, per favore, fatelo. Chi non si è ancora iscritto, per favore, fatelo, ok? È importante, dobbiamo comprare cibo per le persone, quindi è meglio avere i numeri giusti. Ho conferma da parte di Belluno, in particolare Bruno, che lavorerà nella cucina, che chi non si iscriverà, chi non pagherà in tempo, rimarrà senza da mangiare. Non ci posso fare niente, l'ha detto Bruno, io sono solamente un messaggero. Ok? Mi raccomando, signori, questa è l'ultima settimana nella quale vi potete iscrivere, ok? Ah no, ma Samuel, mo gli esami, non so se quel giorno io avrò gli orari o meno. Nel frattempo avete il mio numero, comunicatemelo, ok? Io forse ci sono, io provo a venire, ma lo saprò soltanto giovedì, perché giovedì faranno l'estrazione per gli orali. Mi raccomando, fatecelo sapere, ok? Grandi, piccoli, tutti, fatemelo sapere. Qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda potete chiedere a me oppure a uno dei nostri carissimi pastori. Ok? Finiremo sabato, torneremo sabato pomeriggio, più o meno in queste zone, sabato pomeriggio e sera, perché domenica 2 luglio avremo qua i nostri battesimi, ok? Battesimi, momento di grande festa, non lasciatevi cogliere dalla pigrizia, venite per mangiare, venite per vedere il Piave, venite per toccare un po' di acqua gelida, ok? Ma principalmente per festeggiare domenica 2 luglio, giorno di festa per tutta la nostra comunità. Mi sto dimenticando di qualcosa? Brunch delle donne è già passato? Non è già passato? Non mi ricordo più la data del brunch delle donne. Questo sabato? Ok, perciò avvisate mamme, zie, cugine, se vogliono portare un amico o quant'altro, informazioni le trovate sempre in giro, sempre disponibili. Poi abbiamo sempre un messaggio rivolto soprattutto ai vostri genitori, e il convegno delle coppie, ok? Ad ottobre. Insistete con i vostri genitori, mamma, papà, ma non volete andare a farvi un giro? Qualche giorno? Mi lasciate da solo? Casa libera? Tranquilli, fidatevi, so gestirmi, ho 14 anni, non sono più un bambino. Non guardatemi così, lo fate e lo sapete in cuor vostro. Ok? Credo forse sia tutto. Sì. Io e Pastor Sandro abbiamo un rapporto molto stretto di amicizia, ci guardiamo con 2 occhi da pesce, incredibile. Perfetto, allora preghiamo per concludere, poi ci dividiamo nei nostri gruppetti, ok? Vedo qualche faccino nuovo per qualsiasi domanda, per sapere come funzionano le cose, per avere più informazioni, numeri o quant'altro, potete sempre cercare me, ok? Sono qui, sono disponibile, sono gratis, ancora per poco. Ok? Preghiamo per concludere. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata che abbiamo potuto passare insieme, ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità di condividere tempo prezioso con la tua parola, con i tuoi insegnamenti e soprattutto con i nostri fratelli. Ti ringraziamo per questa opportunità che ci è stata data, che non tutti purtroppo oggigiorno possono avere, e ti chiediamo, Padre, di benedire adesso il nostro momento di condivisione, che possiamo aprire i nostri cuori davanti ai nostri fratelli per condividere le nostre debolezze, le nostre battaglie, per combattere tutti insieme la stessa e unica battaglia. Ti prego, Signore, aiutaci in questa battaglia del mondo spirituale, come abbiamo sentito questa sera, e soprattutto aiutaci a ricordare, una volta usciti da qui, le decisioni che abbiamo preso, sempre qui dentro. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. No, andate in pace, non dico ciò.